Ed eccoci qui, siamo arrivati alla rosa canina. Abbiamo scoperto i segreti della balsamita. Della rosa canina effettivamente si sente di più parlare rispetto alla piantina di cui abbiamo parlato poco fa. Ma ci sono tante proprietà di questa, vedete che bella che è, questo è il frutto della rosa canina. Ci sono tante proprietà che magari non si conoscono ed ecco, grazie a Sauro, come sempre andiamo a scoprire tutti i segreti possibili di questa pianta. La rosa canina ha un arbusto che si trova negli incolti con facilità, facile trovarlo nelle zone di collina di montagna, ma qualche volta anche vicino ai corsi d'acqua, ai fiumi. Si riconosce facilmente perché come ci avviciniamo le spine si attaccano ai nostri vestiti, alle nostre maglie o peggio ancora alla nostra pelle e subito andiamo graffiati, irritati, provoca notevole dolore. Ha queste spine molto incurvate, a uncino. Qualcuno sostiene che il nome della rosa canina sia anche dovuto a questo. Secondo altri invece il nome della rosa canina deriva probabilmente dal nome latino di cinorrodo, questi frutti particolari, ma anche alcuni pensavano a quelle galle che sono su in alto. Effettivamente è il frutto che si chiama cinorrodo, cinorodonte, ed è piuttosto irritante, ma irritante per una sua composizione, una sua peluria che ha all'interno. Sono frutti belli, colorati, perché proprio in questo periodo sono di un colore rosso intenso, ma non sono ancora maturi. Finché non arriverà il freddo, finché non arriveranno le prime gelate, questo frutto rimarrà non idoneo all'alimentazione. Questo inizia già a maturare un pochettino, ma ecco, ha bisogno sicuramente del freddo per poter essere utilizzato. È un cespuglio a volte anche molto grande, supera i 3 metri d'altezza, si allarga con facilità, anche perché non trova grossi competitori in giro che si avvicinino, se non qualche uccello che si va a mangiare i suoi frutti. E bello da vedere anche in primavera, perché è ricoperto di questi bellissimi fiori a 5 petali di colorazioni diverse, con all'interno il fiorellino bello giallo, colorato, profumato. Ed ecco, diventa anche una pianta decorativa ornamentale. Tant'è vero che sì, a molti non piace per via delle spine, ma si possono fare delle bellissime siepi, delle bellissime barriere interessanti per contenere, per delimitare zone e spazi, e funziona, effettivamente, funziona molto bene. Non ho molti dubbi sul fatto che un ladro per passare in mezzo a un cespuglio di rosa canina ci pensi 3 volte. Rimarrà sicuramente bloccato, anche gli animali non si avvicinano con tanta facilità. Poi l'altro aspetto importante è che questa pianta può essere utilizzata come portinnesto per le rose. Ecco, sono della stessa famiglia, stesso genere, e sono soprattutto importanti perché qui possiamo prendere una rosa che ci piace, una parte di pianta, e innestarla sopra. Spesso molti portinnesti si ricavano da queste piantine qui, dalla semina, di questi semi che sono contenuti in questi cinorrodi e che possono essere in poco tempo seminati, quindi chiunque voglia ottenere una piantina di, questo è molto duro, prendo questo che è più maturo, si apre più facilmente, può tranquillamente aprire questo frutticino e dentro troviamo i semini, ma soprattutto troviamo una peluria, non so se si riesca a vedere, molto fitta, che è direi pericolosa, comunque caratteristico, e questa peluria ha dato il nome o soprannome a questa frutto che si chiama, alcuni lo chiamano pissanculo, bruciaculo e tanti altri aggettivi. Che probabilmente insomma è qualcosa che fa venire l'emicrania, l'avete capito, no? No? E attenzione a mangiarlo. Nella tradizione popolare, anche dei secoli passati, era tradizione, era abitudine, era divertimento di molti ragazzini prendere questa peluria e buttarla nelle scollature dei vestiti delle ragazze, delle donne, perché provocava irritazione. Oppure ancora spesso usavano questa peluria per provocare proprio prurito anche mescolato in mezzo agli alimenti durante la digestione e all'intestino. Quindi attenzione. Cioè proprio delle simpatie, gli danno dei premi a questi per questi scherzoni. Ecco perché nella tradizione e nel tempo è stato tramandato questo utilizzo, e quindi ancora oggi attenzione quando si preparano. Si può mangiare ed è buonissimo, gradevole, leggermente acidula, ricca di vitamina C, tant'è vero che la rosa canina contiene da 0,50 a 1,70 grammi di vitamina C per 100 grammi di sostanza secca di frutto, che è tantissimo. E come utilizzarla? Beh, bisogna mangiare questa polpa privando
i semi e togliendo i semi e togliendo la peluria, quindi è un lavoro piuttosto macchinoso, impegnativo. Oppure ci sono preparazioni diverse, alcune mettendo 20-30 grammi di frutti in 100 grammi di acqua, poi si fanno cuocere, scottare, si filtrano, si schiacciano, si rifiltrano con delle calze molto sottili e si utilizza la polpa. Meno cuociamo però il frutto, meglio è. In inverno pazientemente alcuni succhiavano proprio la polpa solamente, scartando la peluria. Una piccola irritazione in questo modo, se non si fa attenzione, si può sempre incorrere. E poi il fiore stesso, anche questo può essere impiegato nella fitoterapia, ma soprattutto il suo fiorellino è usato dalla decorazione. Anche queste galle che vediamo su nella parte alta, ed è frequente rinvenirle sia nella rosa canina ma anche su molti altri arbusti, alberi, sono causate da punture di un insetto, un imenottero galligeno così definito, e prova queste formazioni che nell'arco dei secoli si è scoperto che ha anche la stessa proprietà della rosa canina, quindi usato per scorbuto, usato come aromatico, usato in molte tisane, in molte decotte per patologie diverse del nostro organismo. Quindi la pianta intera, nonostante sia così spinosa, nonostante sia così inavvicinabile, perché però ha numerosissimi interessi. Ecco, le galle, apro una parentesi, sono quei buffi pompon che sono lassù. Io tutto avrei pensato fuorché dipendessero dalla puntura di un insetto, però tu ci dici che è così, quindi io chino il capo come sempre e accetto il tuo insegnamento, Sauro. Ma della rosa canina io ricordo male, ma ci si fa anche un liquore, qualcosa del genere? Si usa moltissimo nella cucina, che sia una pianta importante, lo stesso Leclerc, Leutagui e tanti altri botanici, studiosi, medici dell'800, 700 la impiegavano e tuttora si utilizza. Ci sono delle marmellate che sono buonissime con rosa canina, con varie ricette, varie formulazioni, alcune addirittura iniziano già la raccolta adesso, altre aspettano la maturazione del frutto e poi le cuociono con delle mele o da solo, ci sono tante varie ricette e si ottiene una marmellata che è fantastica, utilissima forse anche per malattie da raffreddamento, malattie influenzali, per prevenzione, la rosa canina è fondamentale per le cure invernali, comprese però anche le bacche in decotto, in infuso, oppure si fanno dei liquori, anche questi molto buoni, molto, molto gradevoli, mettendo a macerare questi frutti nell'alcol. Ci sono tante preparazioni sempre diverse, diffuse in montagna, fatte sempre con questi frutti, però l'attenzione, l'accortezza maggiore è sempre legata a questa peluria interna, che è quella che limita la facilità di impiego di questo frutticino. E poi se volessimo ripopolare oppure creare un'oasi per molti uccelli, per molti volatili, questa è una delle tante bacche, dei tanti frutti che in inverno è a disposizione e dà nutrimento a tanti volatili. E allora non fa venire il prurito? Allora no, hanno un testino diverso, le utilizzano in altro modo. Tanti frutti, tante bacche che per noi possono essere tossiche oppure leggermente irritanti, per gli insetti, per gli uccelli non lo è, per altri animali non lo è sicuramente. E questa è bellissima. E allora, di cosa abbiamo parlato oggi? Facciamo un riepilogo. Abbiamo parlato qui della rosa canina, di questa pianta di cui spesso si sente ricordare il nome, soprattutto nei mesi invernali, perché tanto tra le tisane, gli integratori che si prendono per prevenire il raffreddore e la tosse che ho io in questo momento, c'è sempre qualcosa a base di rosa canina. E poi abbiamo parlato della balsamita, questa pianta, questa erbaccia che io non conoscevo e non credo che siano in tanti a conoscere, in effetti, che ha questo profumo di chewing gum, sembra una gomma americana, proprio quella classica, col profumo di menta ma un po' dolciastro, e però ha un sapore che sinceramente così a crudo non ci sentiamo di consigliarvi. Magari cuocetela e fate come ci ha insegnato Sauro, una frittata o anche le tagliatelle, ma insomma ci sono diversi impieghi che si possono fare sia della balsamita che della rosa canina. Noi oggi ne abbiamo scoperti un po'. La rosa canina è un frutto, scusate, io penso al frutto perché ho pensato subito alla tisana a base di rosa canina, e ha tante proprietà. Valentina, quali sono? E poi ho sbagliato a parlare di frutto? Beh sì, diciamo, se vogliamo essere sì, precisi, vogliamo essere precisi. a livello proprio botanico il frutto
frutto che intendiamo noi, la bacca, ha un falso frutto, o meglio un frutto composto, perché comunque i veri frutti sarebbero quei semini pelosi, irritanti che troviamo all'interno. E la bacca prende anche il nome di cinorrodio e appunto ha un frutto composto da questi semini che devono essere allontanati, privati, comunque eliminati se vogliamo preparare la tisana che dicevi tu, ma anche sciroppi, marmellate, confetture, perché sono terribilmente irritanti e se scendono in gola è fastidiosissimo. E il nome rosa canina deriva probabilmente anche da questi pelini urticanti, ma forse è più corretta la dicitura che vuole far derivare il nome rosa canina dalle spine così robuste e acule a formare quasi i denti di un cane. Sì. La rosa canina, come dicevamo, ha tantissime proprietà e possiamo fare un infuso, una tisana drenante ricca di vitamina C, quindi molto vitamina, esatto, e ha anche proprietà astringenti, quindi sia a uso interno, quindi in caso di diarrea, gastroenteriti, ma anche a uso locale, quindi per la pelle particolarmente unta, mista, grassa e pensavo anche a rimedi locali di emorroidi o ragadi. Esistono due preparati fitoterapici molto importanti da segnalare di rosa canina, la tintura madre e il macerato glicerico. La tintura madre ha più o meno le stesse proprietà che si possono ricavare da una tisana, quindi molto ricca di vitamine, migliora la circolazione, mentre il macerato glicerico viene indicato come trattamento di prevenzione per tutte le malattie da comunità, in associazione magari all'echinacea che abbiamo visto in precedenza. Viene indicata per la popolazione infantile, i bambini, ma gli anziani anche, che spesso sono soggetti a recidive a livello otorino-laringoiatre, quindi riniti, sinusiti, otiti, partendo con una prevenzione diciamo da settembre, con l'inizio del periodo scolastico e del periodo più freddo, una ventina di gocce magari la sera, anche per favorire il riposo notturno. Esiste anche un altro preparato di rosa canina, in quanto la Wild Rosary è uno dei 38 rimedi del dottor Bach e viene indicato per le persone che sono un po' scontente della vita che vivono, sono rassegnate, apatiche, non hanno stimoli, sono un po' così melanconiche, non sono disperati o depressi, però hanno conosciuto momenti migliori e sperano sempre che questi momenti tornino. Quindi se non vi potete trasferire ai Caraibi e mollare tutto, provate con la rosa canina. 4 gocce di rosa canina dovrebbero aiutare a trovare questa energia. Grazie, grazie Valentina. Allora mi raccomando, avete segnato tutto sulla rosa canina? State attenti. Oggi una ricettina semplice ma anche visivamente abbastanza carina per poter far mangiare anche le verdure, perché no, ai bambini. Andiamo a preparare dei piccoli vulcani di spinacio con la balsamita o erba di San Pietro o erba della Madonna, la chiamano in 1000 modi, e con le uova, quindi creando proprio una specie di vulcani. Prendiamo i nostri spinaci, li spezzettiamo a crudo in una padella, li facciamo appassire con un filo d'olio, a parte in un tegamino, mettiamo a cuocere dopo un uovo. Adesso lasciamo appassire un attimo i nostri spinaci. Questo è un piatto molto ricco di ferro che comunque anche ai bambini farebbe molto bene, salutare diciamo, e a volte però tutto quello che è verde non piace ai bambini. Noi in questo caso andremo a stimolare la loro curiosità e a creare un piatto simpatico. Quindi gli spinaci possibilmente io non amo lessarli perché perdono nell'acqua tutto il loro ferro, tutte le loro proprietà. Quindi vado proprio semplicemente
saltandoli in padella, saliamo appena appena. Una volta praticamente riscaldato bene il nostro spinacio, andiamo ad aggiungere la balsamita, che dà quel profumo di chewing gum, per quelli della mia età la classica gomma del ponte che esisteva negli anni 70, quindi questo sarà il profumo che emanerà. Una volta ammorbiditi andiamo a mettere un pochino nel piatto, non molti, poi vedrete il perché. Adesso a parte andiamo a cuocere il nostro ovetto. Facciamo cuocere un pochino. Quindi come faremo questo benedetto vulcano, chissà chissà. Ecco qua. Semplicemente andando a depositare il nostro uovo possibilmente intero sugli spinaci. Dopodiché andremo a creare intorno al tuorlo una sorta di piccolo vulcano col cratere giallo. Dopodiché appunto la nostra ricetta, diciamo, si può considerare finita, però la cosa particolare qual è? Quella che quando il bambino andrà a rompere il rosso avremo la lava che deborda dal vulcano. Buon appetito! E allora, avete visto? Grazie Katia per la tua ricetta. Se per caso vi siete persi qualche passaggio potete rivedere la replica di questa puntata di Diffusion più bio sul nostro canale YouTube, quello di TV, perciò state sempre connessi con noi. Questa puntata, vi dicevo, si chiude qui, vi do appuntamento a domani. Domani è la puntata dedicata alle tecnologie, grazie a Giuseppe e Valentino. Parliamo proprio di tecnologie di illuminazione e poi iniziamo ad andare a fare la spesa per realizzare un circuito elettronico, ma soprattutto domani sfatiamo un altro mito di uno di quei video pacco, video beffa, video bufala di YouTube. E allora non mancate, io vi aspetto qui. Ciao!